contrastanti. Viene fuori in maniera chiara ed evidente come gli interessi dello Stato italiano siano diversi dagli interessi della nazione sarda, come gli interessi di questo popolo, di queste 378 comunità che vivono questa terra, siano un interesse differente rispetto al futuro che vogliamo dare alle nostre giovani generazioni e a tutti noi. Oggi questo interesse nazionale viene fuori in maniera chiara in questa battaglia per il referendum e mi fa piacere che a questo comitato aderiscano per primi tutti quei partiti, quei movimenti che fanno dell'interesse nazionale di questo popolo il proprio cavallo di battaglia. Ne sono contento e questo ci dà ancora più forza per affrontare questa battaglia che deve essere di popolo, non di minoranze illuminate, ma di popolo e di massa. Deve essere il nostro modo per metterci al servizio dei bisogni di questa nazione, dei bisogni di queste le politiche energetiche nascondono uno dei temi cardine della nostra qualità della vita, del nostro futuro, sempre del futuro di quelle 378 comunità. Sulla questione energetica si gioca molto del nostro futuro economico e su questa questione il nostro popolo in 50 anni di storia autonomista non ha mai espresso una posizione che fosse una posizione votata al futuro. Le nostre posizioni sono sempre state giocate al passato, alla battaglia di retroguardia, al piccolo capotaggio dell'interesse di parte e mai agli interessi di questa nazione. E allora noi dobbiamo iniziare a costruire sovranità energetica, dobbiamo iniziare a costruire anche con la produzione diffusa, con una serie di strategie che dobbiamo essere in grado di mettere in campo, però dobbiamo iniziare a prendere questo tema, a impadronircene e a costruire sovranità popolare su questo tema. Il referendum è un primo passo, non è l'ultimo, anzi è proprio il primo scalino che si deve passare tutti assieme per iniziare a portare tra la gente questo tema che è di importanza cruciale. Quindi io credo che il nostro scopo, il nostro obiettivo sia quello di andare a votare in massa questo referendum e votare sì, ma sia soprattutto fare informazione tra la gente, per far percepire che l'energia è un tema su cui costruiremo il nostro futuro. E allora degli incontri, delle iniziative, io sarò brevissimo, anche perché credo che il comitato poi deve passare a decidere le iniziative da portare avanti, perché questo è il nostro obiettivo e il nostro compito anche in questo pomeriggio. Io credo che la nostra abilità debba essere nel portare tra la gente il tema dell'energia viscerale, costruire sensibilità, andare a confrontarci con tutti quelli che porteranno anche informazioni diverse dalle nostre, perché noi dobbiamo essere più capaci di spiegare le nostre ragioni e le nostre argomentazioni. Credo che si possa iniziare, noi mettiamo a disposizione qui a Oristano il nostro gruppo consigliare, quindi siamo disponibili a portare in Consiglio Provinciale a Oristano tutte le iniziative che questo comitato vorrà portare avanti e a dare priorità a questo tema in questi mesi fino al referendum. Oltre a questa disponibilità ci metteremo a lavorare costantemente con tutti i mezzi di comunicazione, perché l'avete già fatto come comitato promotore e lo continueremo a fare con tutti i mezzi di comunicazione che ci possono dare una mano. Diceva Martin Luther King che decenni fa combatteva per i diritti dei Neri d'America che anche se il mondo finisse domani io oggi pianterei un albero, e quell'albero